chiama Vides Veneto e ha sede qui a Padova. Allora, soprattutto empowerment femminile, perché la sigla del VIDES significa Volontariato Internazionale Donna, Educazione e Sviluppo, protezione delle persone più fragili e integrazione soprattutto dei migranti. Io sono Diletta e sono un'insegnante di italiano per stranieri all'interno dell'associazione Vides. Io sono Carmen, sono insegnante di italiano da 5 anni e faccio parte del coordinamento della scuola di italiano. Sicuramente gioia Integrazione. e anche tanta accoglienza. Ma forse non c'è un volontario ideale, basta avere il desiderio di mettersi a servizio e fare qualcosa per gli altri e poi si impara mettendosi a disposizione. Assolutamente d'accordo. Significa ricevere più di quanto si è capaci di dare. Anche i volontari che hanno iniziato da poco si sono sentiti subito in famiglia, nello spirito di Don Bosco e quindi è un'esperienza che cambia veramente la vita. Perché in questo momento di pandemia e di difficoltà promuovere il volontariato è sicuramente una cosa importante e personalmente mi sembrava un'idea regalo davvero interessante perché permetteva di regalare un'esperienza, di fare una donazione e di regalare anche, nel caso io l'ho anche acquistato per il mio fidanzato e quindi di regalare anche un libro.